Io prima di passare la parola a Caterina Pastura, che di fatto è chi condurrà il primo evento alla Feltrinelli, desidero poter chiamare qui José, che l'ho visto poco fa ma adesso non lo vedo più. Ah, eccolo lì. José, che è l'editore che è Todomodo. Sì, certo, siedi di qua. Desidero che tu possa stare qui qualche minuto prima di dare il posto a Caterina, per magari descrivere il perché hai accettato questo percorso da fare insieme come media partner nella settimana della lingua siciliana e quali obiettivi ti dai? Funziona, allora, intanto ben trovati a tutti, grazie per questa opportunità. Insomma, io mi sento qui perché mi sento di giocare un ruolo in casa. Io 10 anni fa non è neanche un caso che abbia trovato il titolo della mia azienda, trovò me intanto come Todomodo, con forte riferimento a Sciascia o a Sant'Ignazio da Loyola, che creò l'Università di Messina qui. Io mi sento estremamente siciliano. Mio nonno mi iniziò alla metrica poetica siciliana, era un poeta siciliano, e vedere un uomo di 1,80 che assumesse una postura bellissima e recitava in siciliano era meraviglioso. 10 anni fa ho deciso, dopo un percorso di vita, ho imparato un po' di cose, male ma le ho imparate, quello di dedicarmi alla cultura e alla mia gente, ma soprattutto iniziando veramente senza nessuna polemica dal basso, ed essendo un gancio per quella gente, perché la mia azienda insomma vuole essere una fucina sociale. Io sono innamorato della mia gente, pur se siamo un po' scassicelli, amo questa cornice narrativa che è la Sicilia, che è potentissima, e pertanto ho incominciato a fare delle esperienze proprio sul campo. 2 anni fa ho incominciato a fare delle forti esperienze nelle scuole. Noi stiamo vivendo una grandissima dispersione scolastica e una problematica, questo detto dalle dirigenti con cui sono in ottimi rapporti, soprattutto dopo il Covid. Purtroppo le statistiche parlano chiaro. Sì, proprio noi stiamo subendo qualcosa che purtroppo inizia adesso, ma il risultato sarà postergato e sarà veramente violento se noi non recuperiamo questa fascia di ragazzi che veramente ha subito un danno deleterio. C'è una fascia di ragazzi, quelli che sembrano un po' più emarginati, chi hanno un problema intra-fora, che però hanno una grande capacità, quella intelligenza immediata, pratica, che si avvalgono molte volte del dialetto. Allora io con alcuni dirigenti l'anno scorso ho capitanato con Todomodo le riprese di un cortometraggio che è andato su RTP, è stato pubblicato un po' ovunque, è stato un piccolo successo. Noi vorremmo incominciare a creare delle redazioni, ma non per insegnare il pezzo giornalistico, non me ne voglia qualche giornalista, ma che sia un fatto comunicativo diverso, cioè avere la capacità dei ragazzi ad andare fuori, a portare fuori, cioè quello che c'è fuori, a portarlo dentro nel loro linguaggio e con 2 lingue, cioè il siciliano e l'italiano, affinché non ci sia né una mancanza di rispetto per l'italiano, che è meglio che lo imparassimo tutti. Certo, ecco, però dall'altra parte dai un'opportunità a chi sembra che sia in una capacità verso l'abbandono, di ritrovarsi un nuovo ruolo. Ecco. E poi, se mi è concesso, 10 anni fa abbiamo incominciato a Messina a fare il primo telegiornale satirico in dialetto messinese. Tutti un po', come si dice, mi schifavano, ora mi schifano un poco meno. Infatti.
Va bene, José, grazie del tuo intervento. Come vi dicevo poc'anzi, José Todomodo è media partner di questo progetto e volevo mettere in evidenza anche rispondendo a una considerazione che ha fatto Aurelio. Quando mi ha voluto ringraziare per il mio impegno, ma in realtà è stato tutto molto, non dico facile, però sono stato agevolato da che cosa? Io ho trovato terreno fertile. Quasi tutti gli interlocutori a cui mi sono rivolto sono stati favorevoli e propositivi, chi si è entusiasmato di più, chi si è entusiasmato di meno, ma tutti sono d'accordo che è un momento propizio per poterci impegnare, per cui in questa fase organizzativa ovviamente per me è stato molto più semplice e io ringrazio la maggior parte dei presenti qui perché sono tutti coloro i quali hanno immediatamente accolto questo progetto.